Benvenuti alla nostra informazione, quella che segue è una selezione dei servizi più importanti del TG Bassano dell'ultima settimana. Prima la politica, gli amministratori, poi le categorie economiche, ora gli ordini professionali. Si chiude con l'incontro fra il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari e avvocati, notai, geometri, agenti immobiliari e professionisti direttamente coinvolti il percorso locale del Tribunale della Pedemontana. Un incontro che conferma l'unità di intenti del territorio. Questo territorio vuole questa riapertura e l'investimento in questo Tribunale della Pedemontana. Le province, i sindaci, la regione sono con noi, le attività economiche sono con noi. La riunione è servita anche a raccogliere le perplessità dei rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati che sul progetto bassanese hanno espresso molte critiche dal punto di vista del personale, delle dimensioni della struttura e della mancanza di una vera specializzazione. Abbiamo ovviamente ascoltato i presidenti degli ordini degli avvocati di Padova, di Treviso e di Vicenza, che hanno giustamente fatto rilevare l'attuale problema che c'è, ma non ovviamente sulla realizzazione di questo tribunale, ma sull'attuale sistema giustizia, ed è un sistema che abbiamo ovviamente ereditato dal passato. Scelte errate che hanno impedito assunzioni, hanno impedito quindi piante organiche adeguate e quindi anche una difficoltà nell'erogare il servizio giustizia al cittadino. Per cui è legittima la loro preoccupazione, è una preoccupazione che abbiamo anche noi, ma la dobbiamo superare attraverso la volontà politica che dobbiamo registrare, positiva, di questo nostro governo, di questa nostra maggioranza. Ora la palla passa alla politica, ecco cosa accadrà. Gli operatori tecnicamente cosiddetti hanno delle legittime perplessità e richieste che dobbiamo ovviamente valutare. Detto ciò, ora la politica deve fare i passi, il Parlamento deve iniziare l'iter. E questo iter sarà ovviamente oggetto di un disegno di legge che sarà capace ovviamente di riguardare il tema prettamente nostro locale, ma anche di riguardare gli altri tribunali eventualmente da aprire o istituire nelle altre regioni di questo nostro Paese. Secondo alcune indiscrezioni, Ostellari potrebbe tornare presto a Bassano assieme al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Tribunale sì, tribunale no. Il Palazzo di Giustizia della Pedemontana incassa altri punti dopo l'incontro del sottosegretario Andrea Ostellari con gli ordini professionali, porta a casa una promozione da parte del Ministro della Giustizia Carlo Nordio e causa una levata di scudi da parte degli avvocati vicentini, padovani e di Treviso. Ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa il Ministro Nordio ha risposto a un'interrogazione del senatore Antonio De Poli sul tema del Tribunale di Bassano con queste testuali parole. La creazione del nuovo ufficio giudiziario viene pienamente sostenuta dal governo, in quanto coerente con l'obiettivo di conciliare l'efficienza del sistema giudiziario e la razionalizzazione delle risorse disponibili in funzione dei carichi di lavoro con la doverosa risposta di giustizia di prossimità che lo Stato deve garantire. Insomma, se non è una conferma questa, poco ci manca, anche perché il percorso dovrà avvenire tramite il Parlamento. Ma per una promozione arriva anche una bocciatura da parte dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, Padova e Treviso. E proprio a Vicenza si è costituito un comitato a difesa di una giustizia di qualità. Ne fanno parte esponenti dell'avvocatura berica come gli avvocati Gaetano Crisafi, che del gruppo è anche presidente fino all'assemblea, Alessandra Capuano Branca, Enrico Ambrosetti, Paola Dalprà, Lino Roetta, Cristina Zanini e Simone Veronese. Nel mirino del comitato c'è la necessità di sensibilizzare con ogni mezzo l'opinione pubblica sull'assoluta inopportunità di depotenziare le già ridotte risorse del Tribunale di Vicenza a vantaggio dell'anacronistico progetto del Tribunale della Pedemontana. Una nota emessa dal gruppo di avvocati sottolinea come la scelta di ridurre i magistrati a Vicenza per collocare personale nel nuovo tribunale vada contro l'esigenza di una giustizia di qualità e a vantaggio di una sorpassata necessità di vicinanza del Palazzo di Giustizia. Una risposta a questo tema l'aveva però già data il sottosegretario Ostellari a Bassano, dicendo questo. È legittima la loro preoccupazione, è una preoccupazione che abbiamo anche noi, ma la dobbiamo superare attraverso la volontà politica che dobbiamo registrare, positiva, di questo nostro governo, di questa nostra maggioranza, capace quindi di rilanciare il Paese. Come? Attraverso quindi
l'investimento che deve riguardare personale, ma deve riguardare anche la capacità di rimettere al centro il cittadino, i suoi bisogni e la giustizia. Sulla situazione dell'ISAC ci sono pochi punti fermi, ma sono davvero fermi, ovvero la bocciatura rifilata dall'amministrazione bassanese quasi all'unanimità verso il presidente del CDA Clemente Peserico è rimasta solo sulla carta e la sfiducia non ha portato alle dimissioni chieste o almeno consigliate a più riprese. Anzi, Peserico ha annunciato l'avvio di progetti già pianificati, rimandando al mittente anche le proteste dei sindacati. La guerra di posizione si è trasformata in una pace armata e in questo silenzio risuona quasi beffardo il grido di Roberto Marin, ex vice sindaco di Bassano, che dà una lettura molto politica della faccenda. In sostanza, Marin dice che la contrapposizione fra CDA e politica cittadina è inverosimile e che la segnalazione dell'aumento delle rette a carico degli ospiti era stata tempestivamente annunciata al sindaco e alla giunta. Il tutto, ribadisce Marin, si è trasformato in una mera bega politica e sindacale, fonte di strumentalizzazione di tutti i tipi. Saranno contenti di saperlo i sindacati, che sono addirittura scesi in piazza con i lavoratori per segnalare i problemi e le istanze di questi ultimi assieme a quelli dei parenti degli ospiti. E non è tutto. L'ex vice sindaco, quasi in risposta a chi chiede da mesi le dimissioni del CDA rimanente, bacchetta l'amministrazione perché si arrivi quanto prima alla nomina dei 2 consiglieri vacanti. Insomma, non è successo niente in questi mesi. Resta da capire se la pace armata si trasformerà in una sconfitta dell'amministrazione Pavan oppure se dalle contrapposte trincee si leverà un nuovo grido di battaglia. Come bassanese è una vergogna a vedere un monumento così storico, classico, un teatro dei tempi. Credo sia un po' un atto di vandalismo, questo posso dire. Ah, queste farfalle? Sì. Non lo so. E che può essere? Già, che può essere? Di sicuro stanno facendo discutere le farfalle nere dipinte sulla facciata dell'ormai ex Teatro Astra. Chi lo vede come l'ennesimo scempio nei confronti di una storica struttura avvocata alla cultura della città e chi, a microfoni spenti, avanza un'ipotesi che potrebbe essere anche tristemente condivisibile, ovvero le farfalle rappresentano l'arte che vola fuori dalle porte del teatro verso un luogo altro che possa accoglierla come merita. E sono nere perché ormai a Bassano pare che di arte e cultura resti solo un'ombra. Da bassanese è molto triste vedere il teatro in queste condizioni, però a questo punto ormai sono anni e anni, dovrebbero già aver provveduto di fare qualcos'altro. C'era la caserma Cimberle Ferrari o l'ospedale vecchio che ci stava tranquillamente un teatro nuovo. È molto brutto da vedere, non so neanche chi possa aver fatto una cosa del genere, come possa venire in mente di fare, soprattutto a Bassano. Già c'era stata la storia del ponte vecchio e mi sembra ancora che non finisca più questa storia, non so chi abbia potuto aver fatto una cosa del genere, molto brutto anche da vedere sinceramente. Io sono un entomologo, mi piace degli insetti però. Non è un granché. Il teatro io quando ero bambino venivo al cinema, era molto bello. Purtroppo è un degrado vederlo così, sì, sinceramente. A me fanno schifo semplicemente, perché dovrebbero prendere altri provvedimenti e essere più, secondo me, più severi, perché non è un'indecenza. Per quale motivo poi? Non lo so. Valsugana, che passione, una vera sofferenza per i conducenti di auto e mezzi pesanti che arrivando da nord all'altezza del ponte di Campolongo tra Valbrenta e Solagna si trovano costretti a voltare verso la provinciale interna campesana. E siccome siamo in Italia c'è anche chi ha ben pensato di non rispettare il divieto di transito, andando con il tir a bloccare per ore la già trafficatissima SS47, trovandosi costretto a tornare indietro. Beh, potete ben immaginare un camion che fa manovre per girarsi su una strada. Questo aggiunge disagio al disagio, perché per noi evidentemente il disagio è tanto. Come ha detto ben lei,
sono anche interventi che erano necessari. Nel caso di specie noi siamo un po' la vittima sacrificale perché l'intervento è tra la statale 47 e la strada provinciale, però gli effetti negativi incombono evidentemente sul comune di Valbrenta. Adesso abbiamo chiesto comunque di poter avere un incontro per cercare di contribuire con qualche miglioramento che renda un po' il traffico più fluido. Ma una volta che i mezzi girano verso la Campesana, i disagi non terminano. Sono i disagi in entrata, tant'è che noi cercheremo già oggi di modificare un po' l'aiuola che di fatto è già stata devastata, in modo di rendere più fluido il traffico. Con la provincia e con l'ANAS si sta ragionando di dare la precedenza a questa via alternativa e quindi rallentare, o meglio mettere degli stop da nord e da sud in modo che si fluidifichi. E in vista dell'ormai prossima estate, il flusso del traffico, che oggi conta il transito di almeno 27.000 veicoli al giorno, verrà almeno raddoppiato. La situazione rischia di diventare ingestibile, dice Ferrazzoli. È importante, alla luce di questo, fare presto nel trovare soluzioni che siano, non dico radicali, ma che consentano di fluidificare il traffico in maniera definitiva. Liste di attesa infinite, carichi di lavoro pesantissimi per chi lavora all'interno degli ospedali e dei servizi territoriali. Medici che mancano, a partire dai medici di medicina generale, ma nei pronti soccorsi e nei reparti. Noi da tempo chiediamo risorse vere, investimenti veri e una valorizzazione del personale, perché altrimenti la sanità rischia veramente di collassare. Per tutte queste ragioni la CGIL ha avviato una raccolta firme per chiedere alla Regione Veneto un piano straordinario di assunzioni nella sanità pubblica. La salute non è una merce, la salute è un diritto, questo lo slogan della campagna partita questa mattina da Tiene. Sono anni che denunciamo tagli indiscriminati ai servizi, che denunciamo scarsa attenzione al personale e insufficienti assunzioni. Ormai l'acqua tocca la gola e quindi per noi è diventato fondamentale che la Regione si faccia finalmente parte attiva a livello nazionale, perché vengano fatti investimenti veri per la sanità pubblica e vengano sbloccate le assunzioni anche negli enti locali. Ceramica e scuole, economia e sociale, tutto nel grande cuore di Nove, che guarda le popolazioni emiliane colpite dall'alluvione. Un filo speciale, ad esempio, lega Nove alle altre città della ceramica come Faenza e i suoi capolavori. Ho scritto innanzitutto al sindaco di Faenza dando la mia solidarietà come comune, visto che siamo legati da un aspetto economico, e dando anche disponibilità ai due musei che hanno avuto diversi danni, quindi al Museo Zauli e al Museo Tramonti, di poter ospitare le loro opere temporaneamente fintanto che appunto non risolveranno la questione. La disponibilità c'è, resta da capire come si muoverà la sovrintendenza. Nel frattempo Nove si è già mossa per i bambini delle scuole di Cesena, raccogliendo in poche ore una gran mole di materiale. Pannolini, materiale scolastico, carta da disegno e pure 2 lavatrici. Da Cesena ci è arrivata una richiesta di aiuto di materiale di prima necessità, quindi carta, pannolini, lavatrici, ecco tutto materiale che è stato danneggiato dall'alluvione, e il comitato della nostra scuola materna si è attivato immediatamente, il comitato dei genitori. Abbiamo raccolto diverso materiale che attraverso la protezione civile verrà spedito nei prossimi giorni. Per Rebellato questo primo contatto da sindaco con la solidarietà e con il cuore grande delle genti di Nove è stato di grande impatto emotivo. Ho trovato tanta disponibilità e voglia di fare. Sicuramente dopo 9 mesi di commissariamento, vedere la popolazione riattivarsi in maniera energica a fronteggiare qualsiasi tipo di evenienza, questo è stato molto importante. Una ciliegia tira l'altra, si sa. Ma la ciliegia di Marostica attira tanta gente, tantissima, a vedere i numeri della 79esima edizione della Festa della Ciliegia Marosticense. Un'edizione da record con 12.000 presenze in città e un compatto gruppo di associazioni, aziende, produttori, agricoltori e coltivatori in grado di sposare le proposte turistiche della cittadina murata e di un territorio in continua crescita. L'intera economia pedemontana ha saputo infatti trarre vantaggio da questa manifestazione, contribuendo al tempo stesso alla promozione e valorizzazione del territorio.
Il brand di Marostica si arricchisce così di un altro tassello importante che va nella direzione di avere una città con un'identità forte a livello mondiale legata al mondo degli scacchi. Per quanto riguarda le premiazioni della mostra mercato, erano 80 le cassette di ciliegie in gara per le 8 diverse qualità previste dalla competizione. Una produzione che, nonostante le difficoltà delle prime settimane dovute al maltempo, ha ottenuto una certificazione di qualità piuttosto elevata. Nel corso della manifestazione è stata anche presentata una novità per il territorio, un dolce nuovo di zecca che va sotto il nome di Pecca del Salvaneo, ovvero l'impronta del salvanello, un folletto piuttosto ricorrente nel folklore locale, che ha sfornato una delizia a base di ciliegie di Marostica IGP, torcolato DOC e olio della Pedemontana. Veramente ha dato degli ottimi risultati, facendo vedere che lavorando in squadra si possono ottenere risultati eccellenti, e devo dire che come amministrazione sono contento perché abbiamo anche dei buoni report per tutte quelle attività fuori mura, diciamolo fuori centro storico, che hanno coinvolto gli agriturismi e le passeggiate proprio organizzate per portare i cittadini e turisti fuori a conoscere il nostro bellissimo territorio. Vince il campionato 2023 Roller Bassano! Una grande soddisfazione per i giovani atleti dell'Under 15 dell'Hockey Roller Bassano, campioni d'Italia in un derby tutto vicentino, che a Seregno, in provincia di Monza Brianza, li ha visti scontrarsi contro il Sandrigo, battuto 2-1. Una partita per nulla scontata per i ragazzi del capitano Antonio Biasini, allenati da mister Leonardo De Gerone, al loro ennesimo scudetto tricolore. Primo noi, secondo il Sandrigo, quarto il Valdagno. Più di così non so cosa dire. Se 3 squadre nei primi 4 posti, vuol dire che nel Vicentino l'hockey è diffuso, ma soprattutto il Vicentino lavora bene. Sono cose splendide. Noi abbiamo vinto, credo, ieri perché abbiamo un gioco di gruppo migliore. Vediamo il capitano Biasini, pronto ad alzare la coppa da campione d'Italia, il Roller Bassano. Adesso ci sono altri obiettivi in vista importanti. L'azienda prevede che a fine settimana questa le nostre squadre, l'Under 17 è impegnata a Camaiore, Lido di Camaiore, e l'Under 13 è impegnata a Follonica. Qua ci vorrebbe tanta scaramanzia. Per fortuna nelle scorse settimane è piovuto, altrimenti non saremmo riusciti a ripartire con l'irrigazione. In vista dell'ormai prossima stagione estiva ci si sta preparando all'irrigazione delle campagne, confidando nelle piogge che hanno interessato il nostro territorio dopo mesi di siccità. L'obiettivo è quello di salvare, tutelare e proteggere le colture dalla siccità e ottimizzare la distribuzione della risorsa idrica nei campi in epoca di mutamenti climatici. Al proposito, resta sul piatto l'annosa questione dei bacini di raccolta idrica a monte e l'appello da parte dei consorzi alla politica. È aumentato la capienza del bacino del Collo, che è quasi ai massimi. Purtroppo le risorgive non si sono alzate e sono ancora in criticità. Cosa servirebbe ancora? Beh, è brutto dirlo perché abbiamo visto cosa è successo in Emilia-Romagna, ma servirebbe un'altra settimana di piogge come c'è stata qualche settimana fa per riuscire a recuperare l'acqua di falda che purtroppo è ancora bassa. Lei ha parlato della diga del Corlo, si è mosso qualcosa? Se ne sta parlando da tanto tempo, speriamo che ci sia la giusta sensibilità politica e di portare a termine i progetti che stiamo mettendo sul campo. Comunque ancora niente di concreto? No, di concreto non c'è niente, stiamo proseguendo con la progettazione e speriamo di arrivare a buon punto con la progettazione per poter un domani partecipare a dei finanziamenti pubblici importanti. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata.